Fabiano Barbisan, consigliere regionale della lista Zaia, ben trovato Barbisan. Le chiedo una cortesia in un minuto di esplicare quello che pensa sul fatto che sono state tagliate delle risorse che erano inizialmente previste, 300.000 euro, agli alluvionati. Potremmo recuperare questi soldi per i cittadini alluvionati di Portogruaro e Concordia? Allora, la cifra iniziale appunto era di 800.000 euro che era stata messa lì appunto nel bilancio della regione dalla passata amministrazione. Si è ragionato molto in regione e sono tagliati questo tipo di fondi un po' a tutti questi fondi. Faccio un rapido esempio, una grandinata per esempio, che è un evento straordinario, prende della gente che è assicurata ma anche della gente che non è assicurata, soprattutto nella frutta, soprattutto nell'uva. Allora, può diciamo, un impianto pubblico intervenire su tutti? Questa Certo. è la domanda che mi è stata fatta. Benissimo. Rapidamente, sono riuscito a tenere una gran parte, 500.000 euro che sono stati tenuti, adesso vediamo il prossimo anno di poter rimpinguare. Bene. Quindi sicuramente l'impegno della regione non mancherà. Andiamo avanti con il giornale, grazie. Grazie Fabiano Barbisan.